Due squadre a Tripoli del torneo si trovano sospensiona un po' sul Gerardi, per cui 2-1 dovrebbe e oggi c'era un 4-3-3 importante in porta discreta, difesa da Cammadetti, Berlusconi, Marrone, poi il secondo tempo, l'ala che è diventato Castiglione, Norbo e Calao, 4-3-3 con i due anni, il tempo,
in quota a favore di questa aspetto assolutamente che ha remoto Garofalo e gratis ho detto che dovevo Franchiesi Russo e contro il Castellano
Oltre che proprio qui siamo al minuto di silenzio tragico, grazie confusione così del portiere con Castelbuono e Accademia Trapani subito primo lancio cercare di allontanata poi Russo deve riportare dietro da Felice della Rete da dentro cercare nuovamente di era buona dietro l'esecuzione da parte andare via due uomini tra Gemma e Marlo senza laterale sempre pericoloso di allora
Grandi. Quindi, calma. Adesso Torres allontanata liberale, possiamo prendere la nostra campione. Quale sarà lo nuovo schema adottato da ha sbloccato la linea 1-0 per l'Accademia Trapani. Cambio parziale a 1-0. Un giovane calciatore che vuole reagire dopo il gol a freddo subito con il flipper. Lamin di stare in vantaggio, i ragazzi non ce l'ha voluto. Profondità che fare tanto. Ora doveva passare poi doveva girarla. Regolare in questo tratto di impegni. Cariato.
laterale, suggerire un'opportunità per Diallo. Grande, sempre il pallone che lei allora capito tutto del battito, l'impressione che ha reso del pallone, e poi si accontenta della testa laterale, ragione che deve migliorare con questi passaggi, i difensori.
C'è la rimessa laterale a favore della Trapani. Attenzione, dall'altra parte dove c'è Castiglione, c'è la rimessa laterale, rimessa Grandis, la Ville che ha trovato il gol dell'1-0, ricordiamo, al quarto minuto di punizione su una mischia. È stato più lesto di tutti, ha trovato il gol del 1-0, gol che permette tra l'altro all'Accademia Trapani di gestire la partita diversamente, di metterla su un binario diverso rispetto a quella della super giovane Castelbuono, che invece vuole a tutti i costi adesso trovare il pareggio, quindi la bilanciazione di mister Bognani. Bennisi, la verso Antus, Bennisi per Ares. Russo, Bennisi, va a cercare Grandis, può andare il pitbull, palla sul secondo versante, insiste la super giovane Castelbuono, Antus. Poi Demba, vuole andare Demba, c'è rimessa laterale Ferrares, Bennisi, Russo, Antus, dentro c'è Garofalo, palla per Diallo, colpo di testa ad allontanare, prova nuovamente a riproporsi sulle giovani con questo pallone di Arenoso, a cercare Grandis, si sovrappone Arenoso, poi Franchelli, i cinghiali, ha pareggiato Luciano Franchelli, il primo gol il maglia oro-nero, e che gol ragazzi, che gol meraviglioso, che gol ha fatto Franchelli, 1-1. Russo, Antus, Luciano Franchelli e il Pequeñito trova il pareggio, un gol meraviglioso che permette ai ragazzi di mister Bognani di riportare la partita sulla retta via. Perché qui complice un po' l'uscita da parte della nel suo corner, del suo comfort zone, il pallone del secondo palo Grandi, fa trovare pronto questa conclusione
1-1 ragazzi, partita interessantissima. Dopo 20 minuti abbiamo visto un super gol da parte di Franchelli, il vantaggio da parte dell'Accademia Trapani con Lamin. E si deve cambiare il pallone. Chi si è sintonizzato soltanto adesso può vedere in sovraimpressione il pareggio dell'Accademia Trapani. Intanto rimane a terra Torres, intanto cava la nebbia su Geraci. Qui non è una novità, per chi naturalmente sta in queste zone sa che la nebbia è un fattore, diciamo, predominante. Essere più anche decidere di sospendere per un breve periodo la gara. Pallone in profondità, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Palla a cercare sull'altro versante, c'era ben appostato Castiglione, era in ritardo grande, per sua fortuna il pallone finisce in fallo laterale. Arenoso sono Mazzara oggi per la grande sfida tra Mazzara 46, ex mazzarese, e Geraci. E poi l'altra gara importantissima, sempre disponibile su Sportesine, quella tra San Vito Lo Capo e San Giorgio Piano, che diventa un banco di prova importante. Quale sarà la squadra di promozione che sarà la favorita sulla Partinico, a modo che si è portata a 9 punti in classifica. Oggi una delle due Fagone va rilancio, prima ad esserci nebbia qui su Geraci, sta diventando molto più fitta, Pennisi, diventa anche difficile per i giocatori calcolare l'angolazione della palla. Quello che è importante però è che indipendentemente questo fattore, moltissimi tifosi sia da una parte che dall'altra che sono accorsi qui a a Geraci per assistere. Ha toccato il pallone con la testa, il pallone in diretta, quindi si deve, diciamo, ricominciare da capo per il Castelbuono, consegnato all'arbitro. Prende subito il pallone, va a cercare in profondità Torres, ecco lo scantio da parte dell'argentino. Torres si gira, è defilato Torres, punta per Ricone, poi passa, l'ultimo tocca il suo, c'è rimesso dal fondo. Grandi, quale Torres? Torres si gira con una grande giocata e poi in stretta la trova lì e la blocca. Grande giocata da parte di Torres, che lì è andato a cacciare col mancino, non è il suo piede forte.
opportunità sfumata per la sua giovane Castelbuono che poteva veramente essere pericolosa in quel versante. Sempre attento di testa. Abbiamo parlato della crescita esponenziale da parte di questo ragazzo, classe 98, avere la personalità così con un difensore centrale, un gioco facilissimo, lo sta facendo molto bene. Intanto qui attacca la super giovane Castelbuono, Torres voleva rientrare, voleva calciare col destro, è arrivato il raddoppio da parte di Lamin. Poi Arenoso, Russo, palla per Demba che va a cercare Cannavò rientra, grande giocata, Cannavò carica la conclusione, la palla che si perde sul fondo. Cannavò è andato a calciare con il mancino, quindi un mancino di ruolo, palla che si è persa però sul fondo. Occasione per i ragazzi di Mister Amoroso. Per Aresti c'è un errore, Russo, Garofalo, passa il pitbull, palla dentro a cercare Torres, colpo di testa da parte di poi il pallone per Garofalo, poi il pallone destro di Torres, Mistretta, grande parata da parte di Mistretta su Torres, il tiro non era irresistibile, attenzione il pallone passa, Torres allontanato da Marrone, c'è Russo che tiene il pallone vivo, prova a mettere questo traversone, colpo di testa Torres, e qui è stato magari questa non era proprio così forte, però è sempre un tiro insidioso. Attenzione, c'è una lotta tra Cannavò e Arenoso, la vince Cannavò che ottiene il calcio d'angolo. Quindi vanno a battere i ragazzi di Mister Amoroso. Attenzione perché nei calci piazzati dell'Accademia Trapani ha dimostrato saperlo fare. Attenzione, calcio d'angolo allontanato, Russo, il pallone per Franchelli, messo laterale, Franchelli va a cercare subito dentro Diallo, è buona l'idea, Diallo, conclusione, il destro masticato da parte di Diallo che finisce sul fondo. Un'altra grande opportunità per la super giovane Castelbuono Diallo, però se fosse stato diciamo coadiuvato da qualche compagno che arrivava in velocità poteva creare qualche pericolo all'Accademia Trapani. Probabilmente l'intuizione da parte di Mister Bognani che ha detto subito a Franchelli batti subito, cerca Diallo, ha disorientato un po' gli stessi ragazzi che sono andati in soccorso a Diallo che correva verso la porta, il pallone in profondità, allontanato, ci sono state male per i ragazzi di Mister Bognani. Russo, Garofalo, Franchelli, laterale, temperature gelide oggi a Geraci, alcuni giocatori non ci sono abituati, ragazzi argentini magari che non erano abituati a queste temperature possono risentirne, anche ragazzi stranieri, diciamo, temperature veramente gelide, siamo soltanto al 24 settembre. Grandissimo.
Torres, sempre la posizione da mezzo esterno, cercare dentro Diallo, era buona l'idea, ha capito tutto la mia. Poi Debba, riparte il contropiede per l'Accademia Trapani, poi Ferrarese, siamo al 29esimo, quasi la mezz'ora, 1-1. Al quarto minuto ha trovato il vantaggio Lamin, al 18esimo ha pareggiato, ha riequilibrato i conti con un super gol Luciano Franchelli. Arenoso va a cercare dentro, Torres, era buona l'idea, Lamin, poi il pallone in profondità a cercare Cannavò, si è fatto male per Felipe Ferrarese. Colpire Ferrarese, oppure è stato lo stesso Cannavò. Sa che poi andremo a rivedere le riprese, perché certo è che si è fatto veramente male Ferrarese, infatti continuare la gara Felipe Ferrarese. Numero 11 di Battista sei! Numero 11 di un Strenzo, chiedi scusa, Strenzo! Vai a chiedere scusa! Speriamo che finisco, 11! Sacco di spazzatura! Per quanto pare forse al 32esimo, tanto rimane a terra Felipe Ferrarese. Tanto Mazzola è andato subito a sfaldarsi, ha forzato questo posto. Mazzola sicuramente e certo però è che adesso gli impegni cominciano a diventare più caldi. 11! Mazzara, poi ci sarà il ritorno di Coppa che possa avere tutti gli uomini. Questa settimana è rimasto il box marrone al ginocchio. Quindi ci sarà il primo cambio per la super giovane Castelbuono, un cambio forzato al 33esimo, non può neanche poggiare i piedi a terra, entra Ferrarese, entra Mazzola, 33esimo. E quindi Mazzola deve posizionarsi in difesa nello scontro. Fatto malissimo Felipe Ferrarese. Adesso ovviamente cercheremo di accertare le condizioni. La botta è stata forte, magari all'impatto. Garofalo, sull'altro versante Garofalo, va a mettere il pallone in mezzo, sul fondo. 34esimo, 1-1 al
al vantaggio a freddo subito la giovane Casapona da parte di Lamin, ha trovato il pareggio con un super gol Luciano Franchelli. Benissimo, di testa Garofalo, alle profondità a cercare Torres lo sfonda a cercare di andare, c'è molto fallo, l'arbitro lascia giocare Antus, miracoloso Mistretta, calcio d'angolo, aveva piazzato la conclusione Antus, è arrivato Mistretta che ha detto di no al mando del pallone calcio d'angolo. Funziona adesso ai centimetri di Pennisi, soprattutto di Diallo, parte il calcio d'angolo, arretrato Garofalo, il pallone rimane lì, Torres prova a giocarla, comincia a piovere, era Cesiculo. Mettere Garofalo, Pennisi, Grandi, Pennisi, Antus, Russo, palla per Fagone, Russo può anche andare a rilancio. Lamini, c'è il recupero da parte di Antus, passa con una grande giocata, ha battuto malissimo la posizione dell'Accademia Brava, un grande anticipo da parte di Andrei Antus, Russo va dentro per fortuna di Lamin, il pallone finisce tra le braccia di Mistretta, se ci fosse stato un attaccante tra Torres e Diallo sarebbe stato un gioco da ragazzi per poter trovare il Fagone, blocca. Se caleranno le temperature adesso. Vanno dietro sicuramente Franchelli, Russo e Ragazzi, ci sta la supposizione. Anche da lì un mancino può anche pensare di andare in porto, non lo so, potrebbe sorprendere poter Trapanese mischia l'arbitro a Terenoso, bassa di stretta, non era irresistibile il tiro, ma ci ha provato comunque a Renoso, era difficile trovare un uomo dentro l'area di rigore, andare cross, perché loro hanno dimensioni molto alte, cercato di sorprendere di stretta. Garofalo in profondità a cercare Torres a cercare Diallo, rientra, poi in conclusione la respinge Lamin, poi Garofalo prova ad intersecarsi in area di rigore, Russo verticale, ottima da parte di Perricone, c'è
calcio dal fondo. L'Accademia Trapani. Adesso la parte di Pennisi che vola in cielo, Torres per cercare Gallò. Ottimo recupero da parte di Perricone. La coppia Torres di Allò sta funzionando, tanto Russo vuole andare via, il pallone non è uscito. 40esimo, 1-1. Accademia Trapani. Fortuna. Io ho visto che ho coperto, quindi a cercare sulla fascia Carofalo. Areno. Poi secondo me battuta a Russo che poi commette fallo, si gioca però per il vantaggio. Esterni verso Norfo. Proteggici per stare la giovane Castelbuono. Russo, Pennisi, Mazzola, cercare di Allo, non è un po' troppo lungo, Torres poi passa e c'è un grande recupero da parte di Lamina. Demba col pallone, finisce il fallo laterale. Messa l'Accademia Trapani con Marrone che si abbattono il pallone. Quello che è certo è che è una gara interessantissima. Tutte le due squadre cercando di dare un posto. Attenzione, Gallò passa! Gallò! Panifica un'opportunità di Allò, è stato troppo generoso qui, voleva calciare di manutenzione. Messa laterale per l'Accademia Trapani. A girarsi qui in Orfo, poi Lami non si debba cercare sull'altro versante, ma diventa molto difficile vedere l'angolazione della palla che però è sui piedi di Marrone, poi allontanare il calciolangolo Mazzola, ma le condizioni del campo non sono veramente d'aiuto. Questa nebbia alla fine è colpo di testa, ci ha provato nuovamente Lamin, palla che si perde sul fondo, più pericoloso dei suoi. Lamin rilancio Fagone. Grande. Pennisi.
Arenoso va a cercare profondità Torres, in stretta, blocca. Suggerimento da parte di Arenoso. 44 e mezzo, 30 secondi al termine. 30 secondi al termine della gara. 1-1. Cazzo è buono, Accademia Trapani. Grandis in controtempo il pallone, si perde il fallo laterale. Rimessa trapanese. C'è punizione per la super giovane Castelnuovo. Torres, attenzione. Calcio di punizione per Occhio! Occhio! giallo per Franchelli in questa stagione contro Folgore Castelvetrano. E non vede niente poi! Vede, sto giurato, sto merda! Che arriva? Una decisione dell'arbitro locale sempre il numero 9 Norfolk. Anche Fagone. Vede, scanciaccina, vede! Dove sei la merda? Quando spocca Damiani su merda! Oh viva le cacceffette però! Andiamo via il Le reti Franchelli, 3 voti. Primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti,
e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. E abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio. Poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato il livello delle prestazioni, siamo andati a prendere altissimi, poi abbiamo incominciato a giocare la palla, quindi ho un gruppo di ottimi ragazzi, un gruppo di grandi giocatori che stanno lavorando bene, gli piace lavorare, è un gruppo che gli piace fare sacrifici, quindi pensiamo partita dopo partita. Fare bene in Coppa è importante anche per loro, così almeno si sono messi in evidenza. Già da domenica dobbiamo incominciare a pensare al campionato, perché per noi l'obiettivo principale è il campionato, l'obiettivo principale è la salvezza. Domenica abbiamo una partita importante con l'Accademia Trapani in casa e ci dobbiamo fare trovare pronti. Io i ragazzi li valuto tutti allo stesso modo, io gli dico sempre che chi merita gioca, chi merita lavora bene durante la settimana gioca. Per questa partita ho fatto 4-5 rotazioni, i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, quindi per un allenatore vedere queste cose è una cosa bella, una cosa importante, perché vuol dire che tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti lavorano al massimo, tutti si vogliono fare sentire pronto, e quindi per noi allenatori che abbiamo l'imbarazzo della scelta e sappiamo che abbiamo un gruppo sano è la cosa più bella. Noi cercavamo degli under, perché poi succederà anche durante il campionato che se c'è da giocare con 4-5 under, 6 under, io ci gioco, non è un problema. Con me chi è bravo e merita di giocare gioca, cioè non è questione di anni, di età. 3 anni fa ho fatto anche i playoff con la Nissa e avevo 6 under in campo, quindi per me chi è bravo, chi merita gioca, e abbiamo trovato veramente nella batteria degli under dei ragazzi interessanti, dei profili interessanti. Oggi avete visto Suarez, Diallo là davanti, ma tutti gli under che abbiamo in rosa sono tutti buoni, lo stesso Russo ha già fatto bene, Mazzola che ha giocato sempre, quindi pensiamo partita dopo partita. I grandi sono tutti leader positivi, sono tutti leader propositivi. Posso dire che insieme al mio staff, che è di ottimo livello, abbiamo costruito un bello spogliatoio. E poi anche un ringraziamento alla società che non ci fa mancare nulla, si mette sempre a disposizione, e alla città di Castelbuono, una città di Castelbuono che ci ha accolto bene fin dal primo giorno, non solo ora che le cose vanno bene, quindi il merito è primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti, e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. Abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio. Primo tempo, i primi 25-30 minuti è stata una partita equilibrata, loro venivano a prenderci alti, e per i primi 25 minuti, come ho detto, la partita è stata abbastanza equilibrata. Poi loro hanno avuto un'occasione su una ripartenza e là ci siamo svegliati un po'. Abbiamo chiuso il primo tempo in crescendo, poi il secondo tempo e siamo andati in vantaggio. Poi il secondo tempo la squadra ha alzato il ritmo, ha alzato altissimi, poi cominciato a giocare. Ho un gruppo di ottimi ragazzi, un gruppo di bene, gli piace lavorare, è un gruppo che gli piace fare sacrifici, quindi pensiamo partita dopo partita. Fare bene in Coppa è importante anche per loro, così almeno si sono messi in evidenza. Già da domenica dobbiamo incominciare a pensare al campionato, perché per noi l'obiettivo principale è il campionato, l'obiettivo principale è la salvezza. Domenica abbiamo una partita importante con l'Accademia Trapani in casa e ci dobbiamo fare trovare pronti. Io i ragazzi li valuto tutti allo stesso modo, io gli dico sempre che chi merita gioca, chi merita lavora bene durante la settimana gioca. Per questa partita ho fatto 4-5 rotazioni, i ragazzi hanno risposto bene, chi ha giocato ha fatto benissimo, chi è entrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, quindi per un allenatore vedere queste cose è una cosa bella, una cosa importante, perché vuol dire che tutti si sentono parte integrante del gruppo, tutti lavorano al massimo, tutti si vogliono fare sentire pronto, e quindi per noi allenatori che abbiamo l'imbarazzo della scelta e sappiamo che abbiamo un gruppo sano è la cosa più bella. Noi cercavamo degli under, perché poi succederà anche durante il campionato che se c'è da giocare con 4-5 under, 6 under, io ci gioco, non è un problema. Con me chi è bravo e merita di giocare gioca, cioè non è questione di anni, di età. 3 anni fa ho fatto anche i playoff con la Nissa e avevo 6 under in campo. Per me chi è bravo, chi merita gioca, e abbiamo trovato veramente nella batteria degli under dei ragazzi interessanti, dei profili interessanti. Oggi avete visto Suarez, Diallo là davanti, ma tutti gli under che abbiamo in rosa sono tutti buoni, lo stesso Russo ha già fatto bene, Mazzola che ha giocato sempre, quindi pensiamo partita dopo partita. I grandi sono tutti leader positivi, sono tutti leader propositivi. Posso dire che insieme al mio staff, che è di ottimo livello, abbiamo costruito un bello spogliatoio. E poi anche un ringraziamento alla società che non ci fa mancare nulla, si mette sempre a disposizione,
e alla città di Castelbuono, una città di Castelbuono che ci ha accolto bene fin dal primo giorno, non solo ora che le cose vanno bene, quindi il merito è di tutti, è il merito della società, dei dirigenti e continuiamo così. E oggi sono contento per questi 2 gol, ma soprattutto per la vittoria, perché oggi vincere, diciamo, la partita d'andata era fondamentale, perché è un obiettivo che ci poniamo dall'inizio dell'anno. Per noi è importante sia la Coppa Italia che il campionato allo stesso modo, quindi siamo contentissimi per questo. Non mi aspettavo completamente di trovare questa realtà a Castelbuono, perché diciamo che sono arrivato con una squadra neopromossa e ci stiamo ritrovando a fare risultati importantissimi. Ho trovato un gruppo fantastico di ragazzi che veramente non mi aspettavo completamente. È difficile in un mese legare così tanto in un gruppo, non mi era mai capitato, lo dico sinceramente, ma quest'anno mi sto trovando veramente bene. Ogni anno non mi pongo nessun obiettivo, mi pongo solamente di fare bene e poi quello che viene mi prende. Dopo che noi abbiamo sbagliato con la ripartenza con Sferruzza quel gol, un po', diciamo, la partita è girata, abbiamo preso l'espulsione, ovviamente ci condiziona. Di contro si sono incontrate due squadre, una squadra molto in salute che è il Castelbuono, mentre noi in questo momento stiamo facendo un po' fatica e quindi, diciamo, i valori poi emersi sono stati questi, però andiamo avanti e diciamo, in questo momento è importante stare compatti, stare uniti e pensare alla partita di sabato, che dobbiamo cercare di fare il meglio contro l'Athletic Club. Non è un problema di salvezza piuttosto che di obiettivo di coppa. La verità è che le partite vanno giocate tutte al 100%. Noi venivamo da una partita domenica fatta bene, nonostante la sconfitta. Abbiamo cercato di trovare stimoli in questa partita, cercando di fare qualche cambio, cercando di risparmiare qualcuno. Le cose non sono andate bene, affronteremo la partita con uno spirito migliore, cercheremo di affrontarlo con uno spirito migliore e poi vedremo. Purtroppo il calcio è fatto di partite, passiamo da una buona prestazione a una cattiva prestazione, però c'è soltanto da lavorare, da tirarci fuori da una crisi di risultati, perché ripeto, come dici tu, il 3-0 è un po' troppo rotondo e la prestazione soprattutto nei primi 40 minuti, diciamo, è stata soddisfacente. Ecco. In questo momento dobbiamo lavorare di più, cercare di fare meglio, cercare di trovare dentro di noi le energie per uscire da questo momento e basta, diciamo, fa parte del calcio. Il calcio è bello perché ti dà sempre la controprova subito dopo, quindi sabato abbiamo un'altra partita, la andiamo a affrontare, continueremo ad andare partita per partita cercando di migliorare e di uscire da una situazione un po' particolare, che secondo me è anche un po' immeritata, però contano i risultati nel calcio, non ci possono essere altre alternative. Ecco. Essendo dilettanti la Coppa è un po' un problema, diciamo, durante la settimana. Oggi c'è la gente che ha lasciato il lavoro per venire a fare la partita, noi non siamo dei professionisti, ma ripeto, tra l'altro spezzano le settimane, tra l'altro questa è una settimana corta perché giochiamo di sabato, quindi è ulteriormente corta e quindi vabbè, però ripeto, il calendario è questo, dico, dobbiamo lavorare anche col calendario e con massima serenità già da domani analizzeremo la partita e penseremo alla prossima. La Coppa, come in campionato, comunque affrontiamo tutte le partite cercando di vincerle. Purtroppo oggi il risultato non è stato dalla nostra. Questo 3-0 penso che sia un po', diciamo, eccessivo. Diciamo che se al primo tempo riusciamo a mettere la palla dentro, che abbiamo avuto qualche opportunità, la partita penso che cambi, ma così come il calcio è questo, diciamo, gli episodi cambiano notevolmente le partite. Poi secondo tempo eravamo entrati bene, anche i cambi stessi, diciamo, avevano fatto il loro all'inizio. Poi l'espulsione, diciamo, che ci ha tagliato un po' le gambe, loro comunque è una buona squadra, devo dire, giocano bene la palla, poi superiorità numerica, diciamo che hanno prevalso e quindi il risultato poi è stato dalla loro. Io sono entrato alla panchina ma stavamo sull'1-0, quindi il risultato era ancora in bilico. Purtroppo gli episodi, come ho detto prima, hanno cambiato anche la partita, come l'espulsione d'altronde, però va bene così, ci riproveremo al ritorno, proveremo magari a recuperarlo, anche se non è facile, ma sono sicuro che faremo del nostro meglio. Ora intanto pensiamo a sabato, che abbiamo una partita fondamentale. Probabilmente il gol preso a freddo ci ha un attimino bloccato, non siamo stati lucidi nei primi 20 minuti di partita
la qualità offensiva del San Vito ci ha sicuramente messo in difficoltà. Poi sono curioso di rivedere il secondo gol perché era al limite, i ragazzi sostengono che fosse fuori gioco, però chiaramente è da rivedere questa situazione. Mi è piaciuta poi la reazione dei ragazzi che nonostante il doppio svantaggio poi sono riusciti a riaprire la partita e anche in inferiorità numerica, l'ultima mezz'ora praticamente abbiamo giocato con un uomo in meno, ci abbiamo provato fino alla fine, quindi ripartiamo da questo secondo tempo di carattere dei ragazzi e noi siamo all'inizio, dobbiamo ancora crescere, abbiamo tanti ragazzi giovani, oggi avevamo di fronte una squadra attrezzata, importante, peccato, però ripartiamo da questo secondo tempo che secondo me ci ha dato un buon segnale. Ecco. Sì, erano un po' bloccati, un po' impauriti dal primo tempo forte del San Vito, devo dire. Io ho detto ai ragazzi semplicemente che sarebbe bastato un episodio per capovolgere la partita. Fortunatamente è andata così, siamo riusciti a trovare il gol e poi da lì in poi i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Purtroppo non siamo riusciti a spuntarla, però peccato perché poi alla fine i ragazzi per lo sforzo potevano anche conquistare questo punto e sarebbe stato importante, però ripartiamo, ripeto, da questo atteggiamento del secondo tempo mi è piaciuto molto. Giorgio non lo scopro sicuramente. Rientrano in campo (1-1) nella prima frazione, Gaudio risolti. Si ricomincia per questo secondo tempo. I gol di Lamin e di Franchelli. Adesso il direttore di gara, il signor Ikeu Kumere, andrà a fischiare per far partire la ripresa. Si riparte con il primo pallone giocato dall'Accademia Trapani. Torres, palla allontanata da Marrone, poi Mazzola, Garofalo, 9-11 Cannavo, Arenoso, palla verso l'esterno, il cross in mezzo da parte di York, era stato proprio nel secondo tempo, il numero 19 dell'Accademia Trapani. Sto vedendo che hanno posto i tifosi confusione, c'è rimesso laterale per l'Accademia Trapani. Segnalato l'entrata di York al posto di Nolf, al posto di Castillo, dare più pressione, vincere la gara a morire. Poi
La sua giovane Castelbuono è venuta fuori, ha cercato il pareggio, ha fatto Torres, scivola poi Franchelli, Russo, Antus, Pennisi. Alla recuperata Cammareri, poi York, fallo da parte di Arenoso, arriva il cartellino anche per lui, il giallo per Federico Arenoso. Che c'è posizione l'ala. Cammareri, poi l'ala, laterale. Grandis che si impegna, colpo di testa. Arenoso non arriva, quindi può approfittarne l'Accademia Trapani. Conclusione bassa, che si perde sul fondo. C'è calcio d'angolo, deviazione, quindi corner per l'Accademia Trapani. È più forte rispetto alla sua giocata, a battere Demba nel calcio d'angolo. Segnala appunto l'uscita da parte di Castiglione, dato York. Coppa. Gol inutile dell'Accademia Trapani contro il Furgatore. Metà, diciamo, tutti conti che un po' la vita Cammareri, c'è rimessa laterale, va a battere Garofalo. Sì, è di adesso bellissimo Pagone. Oh, chi ci crede? A cercare Torres, Lamin, Arenoso, c'è fallo secondo il direttore di gara, c'è rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Per Grandis, poi Arenoso, c'è fallo, Antus, poi il Russo manda in profondità Torres, è ben appostato Lamin, poi Demba, Antus, Grandis, andare Grandis, poi pallone allontanato, quindi Cannavò. Attenzione da esterno, Cannavò, attenzione, pallone è buono, conclusione trovata da Lala, secondo opportunità per l'Accademia Trapani con Lala che però non ha alzato lo sguardo perché dentro la rigore c'era Noff che poteva essere determinante, perché la difesa era era sbilanciata, il pallone in profondità a cercare Diallo, recupera a fin di linea Mistretta che adesso andrà a rilancio. Si scadono due giocatori dell'Accademia Trapani, due della sua giovane Castelbuono, Pennisi, Mazzola, Pennisi, Antus, Garofalo, di prima il pallone a cercare di allora, ha capito tutto la meno, grande partita la sua, Franchelli, Antus, palla per Grandis, rimessa laterale per il giovane Castelbuono, andrà a battere Grandis,
deve andare quindi nel secondo, invece va dietro, cercare Arenoso che può accentrare il pallone in mezzo, cercare Garofalo che rimette il pallone, non c'è nulla, purtroppo giudicato regolare dal direttore di gara, dall'assistente Iannazzo. Rumoreggia, come potete vedere anche la tribuna dei tifosi di Castelbuonesi. Ora andremo a rivedere. Qualcosa un cambio. Pardo, Giulio Pardo lascia il campo. Torres, ricordiamo, non era al top oggi, ha fatto una discreta azione. Entra Pardo, quindi situazione Castelbuono che a quanto pare ricomincerà dal 3-5-1-1. Calcio a bottiglietta in panchina, ha preso bene la sostituzione, forse è più arrabbiato con se stesso per non essere stato incisivo in alcune diciamo situazioni. Credo che non essere state meglio. Garofalo, la corsa da parte di Diallo, comunque opportunità per i ragazzi di mister Bognani. Ovviamente giocare da più esterno Torres non era quel ruolo che per cui Battiero, di dare la profondità di allora questo si è sentito toccato proprio nell'orgoglio, giocare lontano dalla porta, dare più probabilità di allora. Ha avuto buone opportunità per andare a rete, attenzione Franchelli, controllo, calcio d'angolo, a terra Franchelli, vita che si sta accendendo, contratto regolare giudicato dal direttore di gara, sarà rimesso laterale per, ci sarà calcio d'angolo per lo studio giovane Castelbuono, anzi no, adesso cambiato idea l'arbitro, sarà calcio di punizione, ovviamente non sarebbe cambiato nulla veramente da quella posizione, è pur sempre un pericolo per l'Accademia Trapani. È andato da battere Hantus, 56esimo, 11 minuti sono andati nel corso del secondo tempo, 1-1. Hantus, palla fuori, Arenoso, calcia male. Ha lasciato male Arenoso, era buono lo schema qui da parte del suo giovane Castelbuono, forse poteva riflettere un po' su questo pallone Federico e magari piazzarlo per tirare fuori Mistretta, per mettere fuori gioco Mistretta. Non so, ha calciato le prime intenzioni, la palla che si perde sul fondo, tra il rilancio Mistretta, l'estremo difensore del Trapani, che deve Trapani.
differenziarla appunto dal Trapani. Serie D, di Allo, buona l'idea, è uscito per i Panthers, calcio di punizione. Io con me però. Deve indietreggiare, ha dato il furbetto per guadagnare qualche metro in più. Colpo di testa da parte di Arenoso, sempre ben appostato, poi conclusione da parte di Nolfo, c'è stata deviazione, c'è calcio d'angolo. Increduli i giocatori del giovane Castelbuono. Allora può buscare. Calcio d'angolo. No. Ti vanno la chiamata che spogliatoio, arbitro! Guarda i primi di gambe però! A battere il numero 8 Agnello, il pallone sul secondo palo. Vediamo adesso c'è la Mazzola. Non penso che deve essere più una faccia. Sei scandaloso! Nel momento in cui si è coordinato York, è andato a colpire il volto Mazzola. Però si riprende. Pagone il lancio a cercare Diallo, che si perde direttamente sul fondo. Aspetta la rilancio. 59 parziale, sempre di 1-1. Guardiamo le marcature al quinto minuto. Lamin Oh, che fare? 17° Franchelli, un super gol. Che fare? Di testa da parte di Enricone, rimessa laterale, Garofa a cercare Fantus, un po' troppo tempo il pallone, ma Fantus riesce a servire nuovamente per Grandis, attenzione, un regolare secondo l'arbitro, mentre va a protestare il giocatore del Castelbuono. C'è il rilancio, Arenoso commette fallo qui. Retropassaggio regolare, almeno dalla valutazione dell'arbitro, almeno vedere naturalmente successivamente le riprese. Veramente era regolare questo retropassaggio. Stai facendo il fenomeno, bravo! Stai facendo il fenomeno, stai facendo! Batterà Arenoso. Fenomeno sta facendo! A cercare Garofalo sulla fascia, troppo lungo il pallone. Arrabbiatissimo Bognanni. A battere Marrone. Sola, Garofalo, si lotta e poi
Pericone, lancio lungo, Mazzola, il russo, Mazzola. Benissimo, batte subito, Antus. Ragiona e poi serve il russo. Russo per Arenoso. Bennisi, Russo, pressato da dietro l'ala, resta molto alta l'Accademia Trapani. Antus deve ritornare a Mazzola, verticale a cercare di allora. Fallo di Diallo su Pericone. A battere Pericone. Scambio con Lamin. Pressione Lamin. Adesso deve scaricarlo, intanto l'errore. Russo. Diallo. Allontanata, poi lo scatto. Franchelli lascia adesso l'incarico a Grandis che può andare alla rimessa a lungo oppure cercare il compagno sull'esterno. Antus, il pallone passa verso Pardo, allontanato. Pennisi, con attenzione, c'è l'opportunità per l'Accademia Trapani, si distende adesso la squadra trapanese. York può mettere il pallone in mezzo, palla che attraversa tutta la parte dell'area di rigore della Super Giovane Castelbuono, finisce in fallo laterale, occasionissima per l'Accademia Trapani con York che si poteva ragionare di più. Pennisi, c'è un contrasto pericoloso. Antus, Franchelli va a cercare Grandis alla spalla, Grandis in favore della Super Giovane Castelbuono. Fuori il russo e dentro Pappalardo per la Super Giovane Castelbuono. Vedi Antus nuovamente a giocare immediato. Avanti la difesa. Buona la prestazione da parte di Russo. Mancano 25 minuti al termine. Antus andrà a battere il calcio di punizione con il destro. Vedremo, sicuramente non andrà in porta, andrà verso un traversone. Parte lo spiovente, il pallone resta lì. Non c'è deviazione, c'è rimesso dal fondo. Non ne stai capendo niente! La rilancio Mistretta. Questa laterale, ci crede la Super Giovane Castelbuono che vuole il gol del 2-1. Franchelli, Pardo, allontanata, attenzione, York, poi passa, adesso Nolfo, Grandis, Franchelli, il pallone vuole venire a cercare Pardo, Mistretta, blocca. La rilancio Mistretta. Scivolare il pallone in fallo laterale.
certo che ci sono alcuni episodi discutibili. A rivedere fine gara. Attenzione, il pallone non passa, Pennisi cercare di allora adesso gioca più sulla difensiva. A battere Marrone. Arenoso a cercare sugli esterni Grandis, buona l'idea Grandis, però non riesce ad agganciare, c'è rimessa dal fondo per l'Accademia Trapani. (68) nel corso del secondo tempo. Siamo alla metà. Primo 1 la super giovane Casalbuono e Accademia Trapani distretta va rilancio. Pennisi, poi Lamin, errore da parte di attenzione a Antus, la parata da parte di Mistretta, il pallone lì, ancora Mistretta su Diallo che insiste verso il pallone in mezzo calcio d'angolo. Però era in posizione di fuorigioco di allora, quindi ci sarà il rinvio dal fondo. Il piazzato da parte di Antus, la parata da parte di Mistretta e poi la conclusione di rimbalzo di Diallo. Si è superato il portiere dell'Accademia Trapani. A Palardo, messa laterale, vince il contrasto con Palardo. A battere Garofalo. Antus, cambia con Palardo, Palardo nuovamente per Antus. Arenoso perde la condizione della palla, poi deve ritornare da Antus che pulisce Arpione questo pallone. L'Accademia Trapani che prova a ripartire l'ala. Poi il pallone recuperato da Grandis che inventa verso Diallo e buona la copertura da parte di Perricone. Poi nuovamente Perricone che va al lancio. Palardo è entrato deciso in gara. Arenoso, Pennisi, Antus, il pallone per Palardo, nuovamente Antus che va a cercare Garofalo. Garofalo va a passare Garofalo. Franchelli mette il traversone, il pallone passa Pardo, se l'è ritrovata lì, non ha fatto assolutamente nulla, palla dentro verso Diallo, Mistretta blocca. Pardo ha avuto l'opportunità del 2-1 lì. Super giovane Castelbuono ad un passo da 2-1 con Giulio Pardo. Accademia Trapani ai box che prova con questo lancio lungo, attenzione York, esce Pagone, era fuori gioco. La linea della difesa era troppo alta, quella sulla giovane Castelbuono ha permesso questo al Nolfo di andare con il colpo di testa a creare un pericolo verso la retroguardia difensiva. Tanto Garofalo grande aggancio e poi viene perso il pallone.
Bernardo. Si alza, si agita un po' la tribuna. Questi sono un po' le quotidianità del mestiere. Entra con il numero 20 Barraco. Barraco, questo di Nolfo. Giammonino ha voluto preservare Salamoruso. Le condizioni di poter continuare senza più sbagliare l'appoggio a Franchelli. Braccia concerte di Bognani. Messa laterale, non riesce neanche questo appoggio, molti errori da una parte e dall'altra. In confusione questa gara, che doveva essere, diciamo, tranquilla. E poi alcuni episodi l'hanno resa un po' snervante. Pardo, di testa va Palardo a cercare Diallo. Palardo, calcio di punizione. Si è cacciato il pallone di stizza, di rabbia, ha preso un giallo e diciamo che poteva anche evitarselo. Adesso la situazione che buona ha la possibilità di battere questo calcio di punizione, di andare in area di rigore a cercare i centimetri di Sola, di Diallo, parte dall'arco esterno. Arenoso e Andus intanto sistemano la situazione. Anche perché lui potrebbe anche andare porta. Arenoso infatti va allo estremo, brutto fallo, arriva il giallo dentro. Vuole graziare Agnello, c'è calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Entrata decisa da parte di Agnello sull'altro numero 8 Franchelli, concede quindi alla super giovane Castelbuono la possibilità di battere la punizione a una distanza più notevole. Si vicina battere Fantus. Siamo giunti al 75esimo, alla mezz'ora. 1-1. Parte Fantus alla deviata dalla barriera. C'è laterale, messa laterale per la super giovane Castelbuono. Da battere Arenoso, palla rimessa lunga. Che rimane lì, fa Palardo, poi il pallone destro, la parata di Paolo, Pennizzi aveva segnato fuori gioco. Sul primo tocco c'è una posizione irregolare. Certo, la sua giovane Castelbuono si è reso nuovamente pericolosa. Franchelli colpo di testa da parte di Garofalo. Spazio adesso il nuovo entrato Barraco, palla dentro, Fagone blocca. Invece poi scarica verso Arenoso.
Barracco. Non c'è fallo, secondo il direttore di gara, fa Palardo, vai profondità a cercare Pardo è solo! E sbaglia Pardo! Occasionissima per Pardo, rimane a terra per la disperazione. Essere distretta. Pennisi, colpo di testa, Grandis. Adesso Pardo, il tacco, a cercare Santos. Mazzoli. Chiaro fallo. Non sarà per il sistema. Quello che c'è, anche Decibel c'è un altro cambio fuori Franchelli, sbosso dispensa, l'esordio attivo per Velletti, extra sbosso di Franchelli. 4-2-3-1, credo sia l'impostazione sulla giovane Castelbuono adesso. Andiamo a mattina più offensiva, Arenoso! Ci ha abituati a questi giochi, rimane a terra ristretta. Bisogno dell'intervento da parte dei sanitari, intanto Arenoso va a chiedere spiegazioni. E l'ha calmato Pardo, che è ammonito. Stretto si è fatto male. Il secondo portiere della Trapani è Grimaudo. E potete essere intervento. Attaccati i riusciti, Sky. Quindi quello che ha fatto sulla Giovane Castelbuono non può fare. Fortunata la squadra di Bognano. Questo secondo tempo dove ha spinto di più. Siamo giunti all'80°. 1-1. La Giovane Castelbuono Accademia Trapani. Due gol di Lamin al quinto e di Franchelli al 18°. A rilancio di stretta. Adesso l'esterno. Esibizione. Ottantunesimo, mancano 9 al termine, 1-1 nel gelido Geraci. Sulla Giovane Castelbuono Accademia Trapani stanno dando prova della loro forza. Intanto serve l'intervento dello staff medico che a terra Grandis. Vedremo probabilmente se riuscirà a riprendere la gara. Rilancia Arenoso. Si riscaldano Dispensa e Todaro. La situazione della sua due deve vincere assolutamente la gara, un attaccante in più. Arenoso arriva con un grande intervento perché lì era veramente rischioso. Santos Fagone blocca.
Pagone, Arenoso. Mazzola. Nuovamente Arenoso. Anzi, scusate, Pegnini. Arenoso va dentro a cercare Diallo di stretta. Poi si gira verso i suoi compagni. Dice: che state combinando? 83esimo, 1-1 tra Super Giovane Castelbuono e Accademia Trapani. Arenoso, palla in profondità a cercare Diallo, la coppia Diallo-Pardo. Pappalardo a cercare dentro Pardo, messa laterale Accademia Trapani. Tanto Dispenza e Todaro continuano a riscaldarsi. Battere Grandis, la rimessa di averla Super Giovane, l'arbitro confrontandosi con l'assistente che sta avvicinando. Riflettere una buona opportunità perché ci avviciniamo inesorabilmente al 84esimo, perché 6 minuti a termine per l'eventuale recupero penso ci sarà, perché alcuni minuti non si sono giocati. Per andare ancora sulla fascia degli ultimi strascichi di Mazzola, il pallone per Belecco, prova a girarsi. Belecco. Pardo. Posizione regolare. Antus. Il titolo rimesso laterale. Cambio nell'Accademia Trapani. Esce con la maglia numero 8 Agnello ed entra con la maglia numero 18 Savanda. La prestazione da parte di Agnello, prestazione generosa dell'Accademia, posizione. Antus. Da considerare naturalmente che questi ragazzi hanno giocato anche la Coppa di ritorno, attenzione, palla che si perde nell'area di rigore, allontanata. Arenoso, Pappalardo, Arenoso a cercare sugli esterni Grandis, il pitbull riesce a controllarlo, mette il pallone in mezzo, esterno della rete. Con il pitbull che era andato via, è riuscito a tenere il pallone in campo, non è riuscito proprio a crossarlo. Todaro continua ad intensificare il riscaldamento, fa corsa sul posto invece Dispenza. Quello che è certo che uno dei due sicuramente entrerà in campo. Pennisi, messa laterale dell'Accademia Trapani. 87esimo, 1-1.
Arenoso. Andare al lancio lungo. Recuperato. Passa Falardo. Ma che rimbalza facilmente sui piedi. Adesso allora dentro Fagone esce. Adesso può andare al lancio lungo Fagone. Cercare Garofalo. Andare a stopparla, ma via Garofalo. Garofalo, attenzione, pallone dentro. Diallo. Rinvio dal fondo. Era andato al colpo di testa di Allo, sicuramente c'era stata la deviazione da parte di Mistretta, forse l'arbitro ha visto un secondo, un ulteriore tocco da parte di Allo. Intanto Garofalo la scelta entra Dispensa, Dispensa al posto di Garofalo. Va rilancio Mistretta. Pennisi di testa Belecco, poi Hantus, Dispensa, qui c'è contrasto, ma Falardo, poi c'è un fallo, calcio di punizione, fallo commesso da Dispensa. È entrato in campo con la foga, con la voglia di mettersi in mostra, con la voglia di aiutare questa squadra. Una partita difficilissima, la Trapani si sta chiudendo molto bene, non permette alla super giovane Castelbuono di trovare spazi. 89esimo, siamo quasi alla fine, minuti regolamentari. A breve l'arbitro si pronuncerà per il recupero Arenoso. Ottimo recupero da parte di Lamin, migliore in campo per i ragazzi di mister Amoruso. Palla laterale messa per Marrone che batte. Colpo destra da parte di Pardo. Belecco a cercare profondità di Allo. Ecco lo scatto in chiusura da parte di Corriere. 6 minuti di recupero. Si giocherà fino al 96esimo, quindi Arenoso là dentro, colpo di destra da allontanare, poi Falardo va a tenerla in campo e ci riesce Belecco. Poi Dispensa, Belecco, rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, con le mani Belecco, cercare in area di rigore miglior sorte, palla dentro, Diallo, palla fonda, il colpo di testa da parte di Pardo, ancora un altro miracolo di Mistretta. 91esimo, 6 minuti ha dato il direttore di gara, se n'è andato il primo. Attenzione, Mistretta deve andare al lancio lungo, c'era la pressione da parte di Diallo. Conclusione alta, ha provato Demba alla distanza, Mazzola, Fagone, Arenoso, lancio da parte di Arenoso a cercare sempre Diallo, alla in profondità, è buona conclusione Fagone, con un miracolo Fagone, grande parata da parte di Fagone,
La conclusione non era per niente semplice, la conclusione di Cannavò. Fagone ci arriva come un gatto a prendere il pallone. Mistretta, Accademia Trapani di un passo del vantaggio. Ecco qual è il bello del calcio, perché tu hai sofferto 45 minuti, poi con un guizzo, con una giocata puoi anche passare in vantaggio. C'è fuori gioco, intanto c'è calcio di punizione, battere Antus, poi lascia l'incarico da Renoso e quindi adesso ci sarà Fagone per supposizione. Belecco, tutti i giocatori della sua giovane Castelbuono nel cuore dell'area di rigore. Poi Demba, Pennisi, Antus, Scodella, il pallone, colpo di testa da allontanare, attenzione, è sbilanciata la super giovane Castelbuono e quindi prova ad andare, tanto Pennisi spende molto bene questo giallo. Preso molto bene questo giallo Pennisi, perché la super giovane Castelbuono era veramente in difficoltà. Un po' Sacca Chiellini il fallo commesso da Pennisi, quello anni fa in Euro 2020. 94esimo, 1-1. Va a battere Enricone nel cuore dell'area di rigore. Pennisi di testa, c'è deviazione, anzi no, c'è il rinvio dal fondo per Fagone. Diallo arpiona questo pallone, calcio di punizione. 94-14, meno di 2 minuti al termine per le speranze di super giovane Castelbuono Accademia Trapani. All'allontanata Belecco a cercare Diallo, lo scambio con Pappalardo, troppo lungo il pallone verso Dispensa, la generosità da parte di Dispensa, il pallone però è uscito, c'è la rimessa dal fondo. 94-50, Drelaccio Mistretta, 1 minuto al termine. Ringrazio oggi chi ha seguito la diretta sul giovane Castelbuono Accademia Trapani. Intanto prova ad andare sulla corsia. Parraco. Sarà la rimessa laterale dell'Accademia Trapani. Questa azione era la gara. Parraco che mette questo pallone in mezzo, Pennisi più alto di tutti. Pardo, poi va verso Pappalardo, il pallone verso Antus che prova a ripartire, c'è Dispensa, c'è fallo, ma l'arbitro termina qui la gara tra super giovane Castelbuono Accademia Trapani. Un altro pareggio per la compagnia dei mister Bognanni che sale a 5 punti anche per l'Accademia Trapani. È stata una bellissima partita. Un saluto da Giuseppe La Russa a tutti gli amici di Sportisili. È stato veramente bello commentare una gara veramente bella, fino all'ultimo le persone si sono date battaglia, è stata una grande gara. Un saluto da Giuseppe La Russa.